Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Sono stati presentati questa mattina in piazza San Marco i nuovi banchi per souvenir che già dalla prossima settimana compariranno nell'area marciana. Design moderno e nuove dimensioni consentiranno di esporre la merce in modo più ordinato ed efficiente, restituendo decoro alla piazza. Realizzati da un'azienda di Murano, i banchi sono 35 di colore grigio antracite e dotati di tende e cassetti per lo stoccaggio della merce e consentiranno agli operatori di turnare e darsi il cambio sulle 18 postazioni previste dal piano per il commercio. Le misure standard da aperti saranno di 2 metri in lunghezza e 1,50 in larghezza. I banchi sono richiudibili con un apposito sistema a scomparsa che ne riduce le dimensioni e sono dotati di rotelle per consentirne lo spostamento dal magazzino fino alle piazzole di vendita. Cambiamo argomento. In data 29 luglio 2024, il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima ed il capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa al fine di promuovere, tra gli appartenenti al corpo, la cultura della donazione di sangue. Più in particolare, l'accordo intende, attraverso attività di sensibilizzazione, promuovere i valori umani e solidaristici della donazione, incrementare il numero di donatori di sangue ed emocomponenti, tutelare ed accertare con strumenti, strutture e personale qualificato la salute e l'idoneità del donatore. L'azienda sanitaria veneziana si dice grata di aver sottoscritto questo nuovo protocollo della durata di 3 anni. Passiamo al meteo. Se anche per giovedì 1 agosto a causa delle temperature in aumento si prevedono condizioni di disagio fisico intenso su tutte le zone tranne quelle montane, con la qualità dell'aria scadente sulle zone pedemontane in pianura buona discreta sulla costa, il clima è comunque destinato a subire un cambiamento. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio Meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, ha infatti diramato un'allerta maltempo con la possibilità di rovesci temporali anche con fenomeni intensi a partire dal pomeriggio di domani, appunto giovedì 1 agosto, alle prime ore di venerdì 2 agosto. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Non poteva partire meglio il Sottomarina Sound Beach. Ieri sera il primo concerto in programma ha richiamato oltre 3.000 presenze fan di Mahmood che non hanno perso un minuto del concerto dell'artista milanese. L'afflusso all'area del concerto non ha provocato particolari problemi alla viabilità e il tutto si è svolto nella massima tranquillità. Il festival voluto dal comune di Chioggia e realizzato in collaborazione con la Due Punti Eventi tra la fine di luglio e i primi di agosto porta a Chioggia artisti come, oltre appunto a Mahmood, anche Alfa in concerto stasera 31 luglio, previsto l'arrivo di circa 4.000 spettatori, ed Emma live il 2 agosto, oltre ad eventi come Loli in programma giovedì 1 agosto e il Big Bang Company previsto per sabato 3 agosto. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.